Buongiorno e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Scandalo sanità nelle carte dell'inchiesta sulla corruzione negli appalti, i ruoli e le responsabilità degli indagati. Il commercialista sciacchitano era al vertice della cricca, ma le indagini potrebbero allargarsi. Gambizzato ad Altavilla Milicia nel Palermitano, nella notte identificato l'uomo che ha sparato, il ferito non è in pericolo di vita. Spari anche a Scoglitti nel Ragusano, dove un 28enne tunisino è stato raggiunto da un colpo di pistola, forse un regolamento di conti. Crisi idrica dall'Europa, 230 milioni per il miglioramento dei servizi. Il loro utilizzo servirà per acquedotti, potabilizzatori e impianti di collegamento tra le dighe. La spiaggia di Cala Mosche nel Siracusano tra le 40 più belle d'Europa. Anche il quotidiano britannico The Telegraph ne esalta la sabbia dorata e il mare cristallino. Dalla bellezza al degrado, ad Agrigento la spiaggia del caos zeppa di rifiuti con discariche e pure un cantiere. A Catania, amatori e professionisti in pista per la corsa del ricordo, evento nazionale nato per non dimenticare le foibe. Quest'anno la città dedica l'edizione anche a Santoré, il pasticcere ucciso lo scorso maggio a Ognina. Cinema, Massimo Boldi riceve il premio Troisi al Mare Festival di Salina. Ezio Greggio premiato con la targa d'argento 2025. A Taormina, Monica Bellucci chiude la 71esima edizione del Film Fest. Calcio in Serie B, il Palermo esonera Alessio Dionisi, nessuna rescissione. In settimana l'ufficialità di Pippo Inzaghi. In C, Rospelligra ridisegna l'area sportiva del Catania. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, sempre la sanità siciliana. Nelle carte dell'inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità emergono ruoli e responsabilità degli indagati. Il commercialista sciacchitano, ricordiamo che è stato arrestato, era il vertice, ma le indagini potrebbero allargarsi. Luca Ciliberti. È stato identificato e denunciato per tentato omicidio l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, ha estratto una pistola e sparato a Rosario Urso, 43 anni. Urso, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termini Imerese, ha riportato ferite serie ai piedi e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto in contrada Sperone del paese Marinaro della provincia di Palermo, Altavilla Milice appunto, coinvolti due fratelli, entrambi identificati. Il denunciato per tentato omicidio è proprio uno dei due. Da comprendere se Urso, il ferito, fosse il terzo contendente della rissa o una vittima accidentale del ferimento. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della lite e alle fasi che hanno portato al ferimento di Urso. Oltre ai due fratelli, identificati e ascoltati a lungo nella notte, sono stati sentiti anche alcuni testimoni, per lo più passanti, ma le loro dichiarazioni fino ad ora non sono state utili alle indagini. Ci scusiamo, questo era il servizio relativo alla sparatoria che è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Adesso invece ritorniamo con il nostro servizio di apertura legato proprio allo scandalo corruzione nella sanità siciliana. Vediamo. Una rete di faccendieri, imprenditori e pubblici ufficiali infedeli che si alimenta delle sue infinite entrature presso i plessi più nevralgici dell'amministrazione sanitaria regionale e della politica. Nelle carte dell'inchiesta, 260 pagine di ordinanza, la Procura di Palermo traccia un quadro chiaro dei ruoli e dei compiti. I giudici individuano Ninni Sciacchitano, il commercialista che aveva tra i suoi incarichi nella pubblica amministrazione anche quello di presidente di valutazione dei manager della sanità pubblica, il vertice della cricca. Era lui la mente che avrebbe gestito gare per 130 milioni di euro e che avrebbe condizionato gli incarichi nelle aziende ospedaliere. I giudici delineano accuse pesantissime, tracciando il profilo criminale e scrivono che con estrema e allarmante pervicacia Sciacchitano ha sistematicamente sfruttato il ruolo ricoperto e approfittato delle conoscenze riconducibili alla funzione svolta per agevolare nell'ambito di talune procedure di gara gruppi di imprenditori, influenzando dirigenti sanitari di cui aveva già in passato propiziato la nomina. E qui entrano in gioco altre due figure di primo piano dell'inchiesta: Giovanni Cino e Catello Cacace. Per discutere di appalti da aggiustare, il commercialista si incontrava in bar, benzinai e persino nel centro commerciale di Agira, posti sempre diversi per
sviare i controlli. In fase di interrogatorio preventivo Sciacchitano ha detto al GIP di aver sempre operato con correttezza e trasparenza. Ma è proprio il GIP Carmen Salustro che spiega che i PM nella loro richiesta hanno ravvisato un assai elevato e attuale pericolo di inquinamento probatorio per tutti gli indagati, argomentando che l'indagine non ha ancora chiarito quali responsabilità di terzi siano connesse alle vicende allo Stato contestate provvisoriamente nei capi di imputazione, né a quale profondità sia giunta la capacità infiltrativa della rete. Il sospetto è che senza appoggio di burocrati e politici gli affari non sarebbero potuti andare avanti oppure in porto. Torniamo alla cronaca, tentato omicidio questa mattina nel Ragusano a Scoglitti, dove poco dopo le 8 un 28enne tunisino che si trovava in auto insieme alla moglie è stato raggiunto da un colpo di pistola. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base della sparatoria ci sarebbe un possibile regolamento di conti. Ancora cronaca, incidente notturno nel Ragusano dove si sono scontrate una Citroen e un Opel attorno all'1:50 sulla provinciale 85 in contrada Randello tra Scoglitti e Punta Secca, coinvolto anche uno scooter che portava 2 persone. L'impatto devastante ha provocato 5 feriti, di cui 3, 2 donne e un uomo in gravi condizioni. Abbiamo parlato tanto in questi giorni dei disagi sulle autostrade siciliane, soprattutto sulla A19, in particolar modo gli avvertimenti erano proprio per questa domenica, quindi possiamo dirvi che ci sono code e rallentamenti di circa 3 chilometri sulla Palermo-Catania nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia nella carreggiata in direzione Catania per via appunto dell'affluenza verso le località di mare. ANAS sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere anche gli utenti distribuendo bottiglie d'acqua in caso di necessità. Le criticità maggiori però sono previste a partire dalle ore 15 di questo pomeriggio sino a sera, soprattutto nella carreggiata che da Catania porta a Palermo per via dei rientri poi verso il capoluogo siciliano. E adesso cambiamo argomento, parliamo di crisi idrica perché arrivano 230 milioni dall'Europa per il miglioramento dei servizi. Potranno essere utilizzati per acquedotti, potabilizzatori e impianti di collegamento tra le dighe. Manlio Viola. Opere infrastrutturali per collegare fra loro le dighe del centro Sicilia, fra Enna e Caltanissetta, potabilizzatori per l'uso di acqua di nuovi pozzi nel Trapanese e nell'Agrigentino, impianti galleggianti di prelievo acqua dalle dighe della Sicilia orientale per evitare il pescaggio dei fanghi dal fondo. Sono soltanto alcune delle opere che potranno essere realizzate con i 230 milioni di euro destinati alla gestione del servizio idrico integrato in Sicilia e che la Commissione europea ha sbloccato dandone notizia alla Regione. Si tratta di circa 150 milioni di euro di opere già messe a bando per potabilizzatori, dissalatori e interventi sulla rete idrica che potranno adesso essere finanziate con risorse comunitarie, liberando altre risorse regionali o statali o fondi di coesione, mentre progetti e opere per altri 80 milioni potranno essere programmati dagli ATO idrici in base alle urgenze e alle scelte che verranno operate. I fondi adesso sbloccati sono sempre stati a disposizione della Sicilia nel programma 2021-2027, ma non erano spendibili. La condizione della sottomisura era l'adozione del piano idrico d'ambito in tutti gli ATO siciliani. A sbloccare le risorse è stata proprio la comunicazione del completamento dei piani d'ambito. Tutte le strutture idriche siciliane adesso hanno un piano chiaro e definito. Si tratterà nei prossimi mesi di applicarlo e spendere presto e bene entro il 2027. L'attivazione di una coppia di corse tra Capodorlando e le Isole Eolie ha provocato un botta e risposta polemico tra Federalberghi Isole Eolie e 23 sindaci del comprensorio dei Nebrodi. Sentiamo perché. Francesco Triolo. È la polemica di inizio estate, da un lato i sindaci dei paesi nebroidei, dall'altro Federalberghi Isole Eolie. Il nodo del contendere è il collegamento marittimo veloce tra Capodorlando e le isole di Lipari, Saline e Vulcano che dovrebbe prendere avvio il 15 luglio. Un collegamento contestato dall'Associazione degli Albergatori che lo considera calato dall'alto senza essersi prima confrontati con la popolazione e gli operatori commerciali delle isole che avranno in carico oneri di servizio pubblico non indifferenti.
Secondo il presidente Christian Del Bono è necessaria una visione strategica a medio-lungo termine e processi decisionali condivisi basati su studi approfonditi e analisi di impatto. Decongestionare il polo di Milazzo con una sola coppia di corse giornaliere appare contraddittorio, sollevando interrogativi sulle infrastrutture intermodali a supporto. Per Federalberghi i fondi, quasi 3 milioni di euro per 3 anni, sarebbero stati più efficaci se investiti in interventi mirati ad incentivare il turismo nei periodi di bassa stagione. Un no, quello di Federalberghi, che ha portato ad una nota di ben 23 sindaci dei paesi dei Nebrodi, secondo i quali il collegamento è una grande opportunità per rafforzare la competitività turistica del nord-est siciliano. E limitare a 2 corse di andata e ritorno al giorno, con capienze regolate, permette di evitare sovraffollamenti e incoraggia i visitatori a privilegiare soggiorni più prolungati, anziché ad un turismo mordi e fuggi. Una posizione diversa a Federalberghi però ha il Comitato Eolie 2030, costituito da imprenditori eoliani, e il Comitato Trasporti Eolie, che però ripropongono i temi su agevolazione e gratuità per i pendolari, nativi, caregiver e per chi si sposta per motivi di salute, per i proprietari di seconde case che da anni contribuiscono al tessuto economico delle eolie. E a proposito di isole Eolie, una serie di scosse sismiche sono state registrate nella notte dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, in mare al largo dell'isola di Salina, tra l'1 circa e le 4 del mattino. La scossa più intensa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. Comunque non si registrano danni a persone o cose. E adesso parliamo d'estate, di spiagge, la spiaggia del Caos, la contrada che ospita la casa natale di Luigi Pirandello al confine tra i comuni di Porto Empedocle e di Agrigento, oggi in piena estate e piena zeppa di rifiuti, con discariche tutto intorno e addirittura con un cantiere. Questa è la denuncia dell'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Povero Luigi Pirandello, denunciano gli ambientalisti, hanno trasformato la sua spiaggia da un paradiso in un inferno. Le spiagge rappresentano il più grosso potenziale turistico delle nostre città. Anche per questo motivo dovrebbero essere pulite prima di Pasqua e mantenute in ordine fino a Natale, aggiunge appunto Mare Amico. E adesso, da una spiaggia appunto simbolo di degrado, invece andiamo a Calamosche, che è l'unica spiaggia siciliana inserita tra le 40 più belle d'Europa. Lo dice anche il quotidiano britannico The Telegraph, che fa riferimento alla sabbia dorata e al mare cristallino. Con le nostre telecamere vi portiamo nel sito che si trova nella riserva di Vendicari con Francesca Loi. Tra le 40 spiagge più belle d'Europa, secondo The Telegraph, 5 sono in Italia, una in Sicilia e Calamosche tra Noto e Pachino nel Siracusano. Per arrivare al mare dobbiamo fare un po' di strada a piedi, ma ne vale la pena. Siamo nella riserva di Vendicari. Per noi può essere solo un vanto, perché avere riconosciuto l'importanza di questi luoghi a livello europeo senz'altro fa piacere. La sabbia dorata e l'acqua cristallina hanno affascinato anche il quotidiano britannico. Meraviglie che però vanno tutelate. Qui, come in ogni altra spiaggia della riserva, ci sono delle regole, restrizioni da rispettare. Non si può giocare al pallone, non si possono portare radio, perché tutte queste attività umane contrastano con quello che è la conservazione di questi luoghi. Anche l'accesso è limitato. Chi viene qui non troverà mai una distesa di ombrelloni. E proprio nella spiaggia di Calamosche, che è la più piccola della riserva, è stato stabilito un numero massimo di 550 presenze. E questo per evitare che il carico umano sia eccessivo per questi luoghi. E poi c'è una tranquillità ormai quasi introvabile. Si sentono solo il mare e gli uccelli. Un paradiso terrestre da salvaguardare. Complice uno splendido sole, il caldo e la voglia di tintarella chiama, ma il rischio scottatura è sempre dietro l'angolo. La giusta scelta della crema solare però può evitarla. Veronica Barbarino.
Estate vuol dire spiaggia, ombrelloni, granite e abbronzatura, ma attenzione, sotto il sole non ci si va mai senza crema solare. Io non utilizzo fattore di protezione, prediligo l'olio, se con i brillantini ancora meglio. Ma il sole non perdona, i raggi UV colpiscono in ogni momento e scottature, rughe precoci, macchie solari e neoplasie sono dietro l'angolo. La pelle va difesa non solo in spiaggia ma anche in montagna, in città e perfino in piscina. Io utilizzo una crema 30, una protezione perché effettivamente sono molto chiara, quindi preferisco proteggere la mia pelle e soprattutto anche per il viso. Nonostante non sono chiarissima, preferisco proteggermi e utilizzo almeno una 30. Ogni pelle ha la sua storia e il suo fototipo. Importante è individuare il fattore di protezione più adatto al proprio fototipo e godersi i benefici del sole. A Catania la corsa del ricordo, evento nazionale nato per non dimenticare le foibe, ma quest'anno in città l'edizione è dedicata anche a Santoré, ucciso lo scorso maggio. Adelaide Barbagallo. In piazza Tricolore a Catania la corsa del ricordo dedicata a Santoré, brutalmente ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio. La gara podistica, nata a Roma per il terzo anno consecutivo, fa tappa nella città dell'elefante. Promossa da ASI, vuole ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe, l'esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmata di Fiume, dell'Istria e di Pola. Ma quest'anno a Catania assume un valore particolare. Guardiamo Santoré, un'altra vittima della barbarie umana. Lo sport non crea staccati, non alza muri, crea amicizia, crea rispetto, crea regole che vanno a favore della società, per una società migliore. La corsa del ricordo è un evento nazionale che coinvolge e unisce tantissime città. E oggi a Catania è anche domenica di Lungomare Fest e quindi una giornata tra l'altro in concomitanza con quella che celebra lo sport a livello nazionale. Adelaide Barbagallo. Sotto il sole cocente si balla, ci si cimenta in diverse discipline sportive. La giornata nazionale dello sport a Catania caratterizza la domenica del Lungomare Fest. Tante discipline che esaltano sia quelle agonistiche che durante la stagione portano tanti risultati nella nostra città, ma naturalmente anche quelle amatoriali che ben si sposano naturalmente con il nostro straordinario e meraviglioso lungomare. Lo sport veicola valori. Valore della prevenzione, della salute, della sanità. Ricordiamoci che la prima visita obbligatoria per lo sport, per fare attività sportive, di socializzazione, di spogliatoio, di maglietta. Un'occasione per avvicinare allo sport tanti ragazzini che per alcune ore riescono a lasciare spenti i loro smartphone per cimentarsi in discipline a loro poco note. E c'è chi passeggia con l'iniziativa Camminandos lanciata all'associazione Andos per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. E adesso il cinema, torniamo di nuovo a Salina dove ogni anno si celebra Massimo Troisi, genio del cinema e della commedia italiana, con il Mare Festival. Tra risate e riflessioni, comici come Massimo Boldi, Ezio Greggio e Barbara Foria hanno raccontato l'arte di far ridere da prospettive opposte ma unite. La nostra inviata Eva Spampinato. L'isola del Postino, la Salina di Troisi, ha fatto risplendere il cinema italiano che come ogni anno da 14 anni si incontra qui per celebrare il genio dell'attore e comico napoletano che rivoluzionò la commedia italiana. La sua era una ironia sottile e lenta, minimalista, all'opposto della battuta travolgente e esplosiva che ha caratterizzato la carriera di Massimo Boldi. Lo abbiamo incontrato prima di ricevere il premio. La mia comicità è più bambinesca, fanciullesca. La sua è un momentino un po' più arguta, ecco. Siamo due, possiamo dire, modelli unici. In 60 anni di carriera, Boldi ci ha fatto ridere in tutte le salse, al mare, sulla neve, a Natale, pure in crociera. Speriamo di farne almeno ancora uno, vacanze di Natale a Salina. O Natale a Salina. I don't speak English. Si sente. Ma l'appellativo Cipollino te lo porti ancora dietro? Sì, Cipollino, ma Cipollino guarda che non c'è un concorrente di Cipollino. Quello fai, ciao Cipollino. Tra gli altri protagonisti del premio Troisi di quest'anno, Ezio Greggio, premiato per lo spettacolo teatrale Una vita sullo schermo, Alessandro Preziosi, Giuseppe Zeno, Marina Suma e la vulcanica Barbara Foria.
c'è sempre un vulcano, io mi porto un po' di Vesuvio, poi arriviamo qui e io sono un vulcano e quindi questo posto è magico e ribolle proprio. Quindi Ida, tu immagina di essere qui a Salina, immagina che io ricevo un premio, immagina che io sono Barbara Foria, tu immagina invece tutto questo è realtà. Monica Bellucci è la star dell'ultima serata del Taormina Film Festival che si è chiuso ieri sera al Teatro Antico. Miglior film For Your Sake di Axel Monsù. Orazio Longo. Il bagno di folla tra le vie di Taormina scandito da flash, autografi, sorrisi, strette di mani, la standing ovation al Teatro Antico. Monica Bellucci incanta la Sicilia nella serata finale della 71esima edizione del Film Festival. Accompagnata dal regista Tim Burton, suo compagno di vita, l'attrice ricorda la sua esperienza isolana con Tornatore quando la volle protagonista del film Malena. Malena è una donna che vive in un mondo di uomini e deve lottare per sopravvivere. È stato un film per me molto importante, un'esperienza artistica e umana incredibile e è un film che mi ha aperto tante porte internazionali e che mi ha permesso di passare un periodo incredibile in una terra magnifica che è la Sicilia. Monica Bellucci tornerà a girare in Sicilia già a luglio quando sarà diretta da Giovanni Tortorici in Chettis, prodotto da Luca Guadagnino, ma attenzione a definirla diva, un termine, dice, che non le appartiene. Non mi sento per niente questo, mi sento solo un'attrice che ama il suo lavoro e segue un percorso, ma penso che in Italia abbiamo tantissime attrici meravigliose con tanto talento. A vincere il premio come miglior film del festival è stato For Your Sake di Axel Monsù, migliore attrice Ebad Hassan per Brides, Giovani Spose, miglior attore Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Penn, miglior regia ad Alex Garland e Ray Mendoza per il film Warfare, Tempo di guerra. Una pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Il rapporto tra il Palermo e Dionisi finisce con un esonero dell'ex, ormai possiamo dire, allenatore, nessuna rescissione del contratto. E poi parleremo naturalmente delle novità in casa Catania. Vi aspetto a tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio in Serie B. Il Palermo ha esonerato Alessio Dionisi, nessuna rescissione del contratto in settimana, l'ufficialità invece di Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Un ritardo legato solo alla rescissione contrattuale di Alessio Dionisi, che però non è arrivata come sperava il Palermo, che dopo varie trattative ha dovuto quindi virare sull'esonero dell'allenatore. Alessio Dionisi è infatti stato sollevato dall'incarico e adesso il Palermo sarà libero di ufficializzare Pippo Inzaghi, che sta già comunque lavorando alla costruzione della squadra. La settimana che inizierà domani sarà comunque quella della fumata bianca. Inzaghi firmerà un biennale con opzione per il terzo. Si attendeva solamente appunto l'addio con Dionisi, che è arrivato oggi. E parallelamente inizierà anche il calciomercato dei siciliani, una zona nevralgica in cui sarà necessario intervenire il centrocampo. In qualità di regista, in pole c'è sempre Salvatore Esposito dello Spezia, anche se non è un affare semplice. Si studiano le alternative, sono due giovani, Amatucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, e Pitia 2003 del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Sud Tirol. Con lo Spezia autostrada di mercato anche per Elie Reca, piace anche il difensore Marc Andalli, si tratta di un difensore classe 2002, pertanto che ha disputato la seconda parte di stagione da gennaio in poi a Venezia, collezionando 8 presenze. Prima di approdare sulla Laguna, Marcandali giocava nel Genoa, che detiene il cartellino, dove però ha disputato solo 2 presenze. E poi l'attacco, Borelli torna in auge, ma si attende però di capire quale sarà la situazione del Brescia, virtualmente fallito. E adesso in Serie C, pronti ad essere ufficializzati i ruoli chiave della dirigenza della Catania, con la presenza del presidente Ros Pelligra in città. Si stanno mettendo le basi per tutta la prossima stagione. Francesco Triolo. Con la presenza del presidente Rosario Pelligra in città, la programmazione per la prossima stagione del Catania nel momento clou viaggia su 2 binari. Il primo è quello legato a Torre del Grifo. A giorni verrà stabilita la data dell'asta al rialzo, alla quale potranno partecipare anche altri soggetti, ma se così non dovesse essere, il Catania avrebbe l'impianto per sistemarlo secondo le proprie esigenze. Difficilmente in tempo per il rientro dal ritiro di Norcia, ma comunque si avvierebbero i lavori almeno per i 2 campi in erba sintetica, così da consentire alla squadra di potersi allenare.
Il secondo binario è quello dell'organizzazione societaria e le prime ufficializzazioni dovrebbero arrivare da martedì, anche se i ruoli chiave ormai sembrerebbero essere stati definiti, con Alessandro Zarbano, direttore generale, e Ivano Pastore che dovrebbe prendere il posto di Daniele Faggiano, così da essere lui a gestire il mercato, per il quale occorrerà stabilire anche il budget, che dovrebbe andare oltre i 4 milioni di euro impegnati per Torre del Grifo. Sul fronte dei nomi ancora non c'è una chiara indicazione su quelli che saranno i confermati e chi invece sarà messo in lista d'uscita. C'è da capire quale sarà anche il destino dei giocatori che si trovavano in prestito come Ciancio e Cicciarelli, ma anche Castellini, che potrebbe essere ripreso dal Pisa. Il problema più complicato sarà quello di piazzare i giocatori più pesanti che non rientrano nei piani del Catania. Teio di rientro da Salerno, Luperini, e viene considerato anche il contratto del tecnico Lucarelli e del suo staff, ancora libro paga del Catania. Si parte, insomma, da queste priorità. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, una buona domenica. Vi ricordo che la prossima edizione con l'informazione sulla nostra rete ritorna più tardi alle 20. Una buona giornata.